Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ciao a tutti amici, buon lunedì. Come partiamo oggi? Carichi, energici oppure con calma, con relax? Beh, scegliete voi, o meglio, sceglie l'oroscopo che è pronto a partire anche oggi. Un buongiorno anche da me Maria, siamo pronti con tutte le novità ad andare un po' a capire come andrà questa giornata, questo lunedì ormai di quasi metà settembre. Partiamo subito. Ariete, per voi mattinata a rilento, stranamente pigra vista la quantità di impegni in agenda. Noi l'avevamo detto che potevate scegliere. Con la Luna e Plutone in quadratura si progetta tanto ma non si fa nulla. Poco male, recupero di mordente già nel pomeriggio con il passaggio della Bianca Signora e di Mercurio in segni di fuoco, quindi pazientate. Toro, tutto fila liscio in un lunedì di lavoro, anche gli scambi commerciali, le trattative, manca solo una firma, quella piccola là in fondo, procedura che va sorprendentemente per le lunghe, come al solito. Persone conosciute tramite amici si rivelano ottime pedine per il vostro futuro professionale, cercate di tenervele strette. Gemelli, giornata positiva questo lunedì per i guadagni, rimessi però subito in circolo dalla vostra generosità. In compagnia siete i primi a sfoderare il portafoglio, ma ci sta, tranquilli, è questione di karma. Investire in un progetto per ora è un po' prematuro, specie se avete idee poco chiare riguardo al budget, quindi anche voi, parolina magica, pazienza. Cancro, eccoci, giornata morbida e dolce come il vostro budino preferito. Con che immagine apriamo questa settimana? Con la luna nel segno, Venere romantica che vi ammalia con un bel trigono, così siete felici. Cresce la voglia di metter su casa e famiglia in più, ammesso che sussistano le giuste premesse e condizioni, altrimenti rimandate un po' più in là. Leone, strano per tipi orgogliosi come voi, ma quando la gelosia vi prende vi dà del filo da torcere, poco da fare. Recupero di equilibrio anche per il vostro segno nel pomeriggio, quindi non manca molto, tranquilli. Al lavoro, piuttosto che contendervi il campo, farete meglio a delimitare il territorio di competenza, chiarite i limiti già all'inizio. Vergine, voi procedete al contrario, luna amichevole per tutta la mattina che protegge i rapporti e le interazioni con l'ambiente, illuminando dolcemente le vostre speranze e i vostri sogni. Dalla vostra anche l'energia di Plutone in trigono, che è utilissima per dare una svolta a ciò che vi preme, quindi una giornata di concentrazione ma che procede al top. Bilancia, siamo da voi. Luna noiosa invece irritante nella prima parte della giornata, oggi non inizia al massimo per molti dei nostri segni, ma generosa e goliardica nella seconda, quindi si sale dal pomeriggio in generale. Tutto si risolve puntando su ideali condivisi, quindi prima agite, prima svoltate la boa. Amici speciali con cui condividere la serata, l'avevamo detto che andava migliorando. Tra confidenze e panoramica disincantata sull'attualità ce ne sarà che chiacchierare. Scorpione, giornata piccola pausa per tenervi sulle spine, splendida, con una luna dolcissima in trigono a Mercurio e Venere nel segno. Ve l'aspettavate? In mano il 3 di coppe, bellezza, simpatia e fascino. E così avete fatto centro. Con il sex appeal che emanate il problema non è avere un partner, ma accontentarsi di averne solo uno. Che peperini! Sagittario, i viaggi sono l'argomento della serata, tra amici non si parla d'altro e anche nei vostri sogni sono i protagonisti. Tanti progetti in mente, ma anche qualche pena d'amore da dimenticare che dovete ancora lasciarvi alle spalle. Importante invece l'ambiente, scegliete di circondarvi di persone simpatiche ed energiche, almeno quanto voi, che non fa male. Capricorno, partner immusonito in questo inizio giornata, ma indubbiamente ha le sue buone ragioni. Troppo tempo, energia, dedizione proiettati tutti sul lavoro da parte vostra e su altri interessi nel tempo libero. Di lui o di lei sembrate esservi quasi dimenticati, ma ricordate bene, sottolineatevelo, tenetevelo in testa, mai darlo per scontato l'amore. Potrebbe rimettersi in gioco il partner, attenti. Acquario, innocua per voi la luna del mattino che insiste invece sul lavoro, ma vi dà la carica giusta per iniziare la settimana. In questo pomeriggio l'attenzione invece si concentrerà soprattutto sulla coppia, sul vostro rapporto. Se il partner c'è ed è quello giusto, tenetevelo ben stretto, non lasciatelo scappare. Chiudiamo ancora con gli amici dei pesci. In coppia il segreto della vostra intesa è la complicità, grandissima, immensa quasi. Vi dividete i compiti, dal preparare la colazione all'accompagnare i figli a scuola fino alle faccende di casa. Menage familiare, rapporto sereno e ben organizzato in più. In un clima di tenerezza, sgombro da gelosie e sospetti. La settimana non poteva iniziare meglio. E tutto quindi anche per oggi, abbiamo chiuso il cerchio con i nostri pesci anche per questo lunedì. Noi vi salutiamo, vi aspettiamo domani ancora con le novità. Una buona giornata a tutti e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0